Buongiorno, sono Furanetto Gabriele e rappresento il comitato di gemellaggio di Santa Lucia di Piave. Questo comitato è nato nel 2005 con l'intento di intensificare i rapporti di amicizia che già esistevano con alcune persone con il paese francese Castanet-Tolosan. Quindi in quell'anno i due sindaci di due paesi hanno firmato una carta di intenti e negli anni successivi abbiamo ospitato e siamo stati ospitati da questi amici francesi e abbiamo visitato ambienti e fatto visitare ambienti storici, culturali, degli ambienti di interesse ambientale, abbiamo fatto degli scambi culturali con cori, musiche, danze, non per ultimo gli scambi enogastronomici, che quelli piacciono sempre, quindi piatti tradizionali nostri, abbiamo avuto il piacere di degustare piatti tradizionali francesi. Molto bello è stato uno scambio visitando scuole sia primarie, secondarie, istituti tecnici, e soprattutto interessante è stato visitare scuole per diversamente abili, e quindi ci siamo confrontati nei programmi scolastici, nei progetti di integrazione anche di questi ragazzi, e adesso abbiamo in programma di intensificare ancora rapporti con i giovani. Negli ultimi anni abbiamo avuto il piacere di mandare dei ragazzi a Castanet-Tolosan per un campo estivo, poi abbiamo mandato dei ragazzi per più di un anno in Romania, e quest'anno invece sono stati i nostri ospiti e abbiamo fatto una settimana molto interessante in cui a questi ragazzi gli abbiamo fatto fare dei laboratori, un laboratorio sul formaggio, un laboratorio sul pane, gli abbiamo fatto visitare ambienti di interesse ecologico, di interesse ambientale, diciamo, tipo le nostre Dolomiti, le valli di Caorle, i casoni di Caorle, e non per ultimo un scenario della Prima Guerra Mondiale, in cui siamo andati a visitare delle trincee, un museo a cielo aperto, e con questa occasione di questi incontri abbiamo aggiunto, oltre ai francesi e ai rumeni, un paese nuovo che è Alboraya, un paese vicino Valencia in Spagna, di cui abbiamo intenzione di intensificare anche con questo paese rapporti di amicizia e scambi, come abbiamo fatto precedentemente con il paese francese. Li abbiamo invitati in fiera. I francesi già da parecchi anni partecipano in fiera con uno stand portando dei loro prodotti, e quest'anno per la prima volta invece Alboraya è stata entusiasta e sono venuti giù in massa, perché sono arrivati in 21 persone in visita alla nostra fiera, e quindi li abbiamo qua ospiti, in parte nelle nostre famiglie, in parte invece sono in albergo. Quindi abbiamo qui il rappresentante per la Spagna Amedeo e il rappresentante per la Francia Rolfo. Se vogliono dire qualcosa gli passo il microfono. Sono il presidente del comitato di gemellaggio di Castanet-Tolosan in Francia, è una città vicina di Tolosa, ma come lo diceva Gabriele, noi siamo gemellati 11 anni fa, ma il comitato di gemellaggio di Castanet esiste da 30 anni. E prima noi siamo gemellati con i greci, dopo con i rumeni, 11 anni fa con gli italiani e 3 anni fa con gli spagnoli. Il scopo di questi gemellaggi è di far conoscere, come diceva Gabriele, la popolazione di ogni paese, scambi a livello di associazioni sportivi, culturali, tanti e giovani anche. E il nostro scopo è anche di far conoscere tutti questi paesi tra loro, perché non sono gemellati tra loro, ma facciamo incontri, come diceva Gabriele, tra giovani. L'anno prossimo speriamo avere
giovani dei 4 paesi gemellati e da 10 anni siamo invitati ogni anno a venire alla fiera. Allora, abbiamo un stand alla fiera dove facciamo conoscere qualche prodotto della regione, il Roquefort, il formaggio Roquefort, il fegato di anatra, il fegato grasso di anatra, che è una produzione locale vicino a Tolosa, anche le cosce di anatra e soprattutto di far conoscere la regione e di incontrare persone che hanno famiglia o conoscenza vicino a Tolosa, perché vicino a Tolosa sono tanti genti di origine italiana che sono venuti tra le 2 guerre perché non c'era più quasi nessuno per lavorare in campagna e gli italiani sono venuti per lavorare o dopo la seconda guerra e vediamo gente che sono contenti di poter parlare con noi della loro famiglia in Francia, sono gente anche che sono nati in Francia e tornati qui a vivere in Italia e sempre tutto questo è per fare conoscere meglio gli altri gli abitanti degli altri paesi, perché a volte con le media nazionali danno un'idea un po' molto falsa della vita degli altri paesi e per il gemellaggio avere scambi così, essere ospitati tra le famiglie dà un'altra idea della gente e abbiamo legato amicizia con tanta gente e questo è importante. E non so, Amadeo, se vuoi parlare un po'? Sì. Adesso, prima devo scusarmi perché io non parlo male l'italiano. Io sono Amedeo Folkes, sono il presidente anche del comitato di gemellaggio di Alboraia. E la nostra vita in questo mondo del gemellaggio noi siamo molto giovani perché abbiamo cominciato in questo mondo da 3 anni fa e per contro siamo molto contenti di questa partecipazione perché ci ha fatto conoscere un'Europa, una Francia, un'Italia anche e una Romania che è molto diversa di quello che si può guardare nei libri e quando vai in modo turista. Siamo invitati a venire qua e siamo molto contenti. Il nostro finale, quello che stiamo cercando è di conoscere di più agli italiani da Santa Lucia di Piave e di presentare i prodotti che si fabbricano, che si fanno a casa nostra, dove noi abbiamo certe specialità, la paella spagnola e paella di Valencia, noi abbiamo una bibita che si chiama la horchata, che è fatta partendo da una radice molto particolare che si coltiva solo in Alboraia, ma che è apprezzata partout in Spagna. E adesso siamo qua da una parte per far conoscere questi prodotti e d'altra parte di conoscere i prodotti che si possono trovare qua e abbiamo il desiderio, l'idea di fare anche di affari fra le ditte italiane e le ditte spagnole e quello è tutto. Bene, parlare? Bene. Bene, allora bene Amedeo e sicuramente sono anche i nostri intenti e quindi in futuro vedremo di intensificare questi rapporti. Un intento del comitato di gemellaggio adesso è di coinvolgere di più i giovani, anzi creare un gruppo giovani all'interno del comitato e prepararlo, addestrarlo, istruirlo a fare da guida ad eventuali comitive, turisti, visitatori sia esteri che anche nazionali, anche non necessariamente da lontano,
e che siano preparati a condurre questi turisti in Santa Lucia di Piave, a visitare le nostre attività produttive e i nostri luoghi, questo perché questi giovani possono essere entusiasti di vivere in questo paese che non è un chissà che paese turistico, ma insomma qualche cosina da mostrare ce l'abbiamo, no? E questo serve a loro anche per prepararsi e per formarsi a fare da guida, per formarsi a parlare, che serve per crescere culturalmente. Questo è l'obiettivo che abbiamo prossimamente come Comitato Gemelli.